Streetnews.it, siamo quest'oggi a Liveri, palestra comunale, la scuola elementare, e siamo con il direttore della Tirrenia Logistica, che è un main sponsor quest'anno e già direi da qualche anno, vero? Dell'SD Volley San Paolo, che ha deciso di essere vicino anche a un progetto che riguarda i più giovani. Allora Domenico, a te un flash su questo incontro con i genitori di questo pomeriggio e ovviamente sul progetto. Ecco, come dicevi, abbiamo deciso di affiancarci, di sponsorizzare questa attività già dall'anno scorso, ma quest'anno l'abbiamo fatto in maniera totale, perché la nostra è una squadra, la nostra azienda, facciamo molto gruppo per raggiungere i nostri progetti e appoggiamo appunto questo gruppo che quest'anno vede l'inserimento anche delle giovanili, quindi partire dai giovani, e ecco qua, ci piace fare squadra, sì, ci piace fare squadra e come siamo in una squadra diamo la possibilità anche a queste attività di svolgere appunto l'attività, diamo il nostro contributo più che altro. Sì. Assolutamente, direi che, caro signor Perrone, che è anche un contributo importantissimo, perché viste le difficoltà soprattutto del nostro territorio è davvero preziosissimo questa tipologia di collaborazione, e ovviamente il presidente anche dell'SD Volley San Paolo, prima eravamo nel backstage, ringraziava la vostra collaborazione, la vostra partnership della Tirrenia Logistica. E allora grazie davvero. È stato un piacere. E ovviamente l'aspettiamo poi a seguire tutte le gare dell'SD Volley San Paolo. Lo faremo sicuramente. Grazie. Streetnews.it.